Questa è una storia d'un pisci spada, storia d'amore. Dai e dai, Luvitti, piglia la piacina, accedilo ora. E pigliare alla femminetta, dritto un tralucori e chiancia di dolori, ai ai ai, ai ai ai. E la varca s'ascinava e lo sangue corria e lo mascolo che ancia, ai ai ai, ai 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 ai. E lo mascolo paria un pazzuto, mi diceva figlia mia, non chiancire, bella mia, non chiancire, dimmi dia, che hai a fare, dimmi dia, che hai a fare. Questa è una storia d'un pisci spada, storia d'amore. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti a casa nostra, come si suol dire. Va bene. Allora, questa, scusate intanto le spalle, dai, incominciamo dalle spalle, Maurizio. No, dai. assolutamente. Allora, consideriamo che oggi è la nostra prima puntata. È anche l'ultima, quindi... No, dai, non partiamo con questo auspicio. Comunque spero che siate collegati in tanti, perché oggi sarà una giornata speciale sia per gli ospiti che abbiamo, che avremo in diretta. Partiamo alla grande con due grandissimi artisti siciliani E grandissimi amici. Soprattutto. Sai, mi manca la cartellina, perché non abbiamo una scaletta. È possibile che non abbiamo una scaletta in casa? Senza scaletta, oggi lavoriamo a braccio, dico, sperando... Allora, intanto manteniamo le distanze del break. Sperando possa, appunto, piacervi, e quindi possiamo iniziare questo percorso, questo appuntamento insieme a voi. Perché nasce Cala Cala Show Web? Non lo sappiamo neanche noi, vabbè, comunque dobbiamo considerare il momento, purtroppo, certo, che ci sta per ora attenagliando, per cui noi abbiamo l'esigenza, il bisogno di stare insieme a voi, come penso speriamo anche voi con noi. Non allentiamo, non molliamo le fila verso tutto, verso il lavoro. Se è partito ce la faremo, verso la sicurezza, se è partito ce la faremo e ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Noi italiani, noi siciliani non dobbiamo assolutamente mollare. E allora che facciamo? Cambiamo assolutamente. Facciamo una cosa, intanto la nostra regia mobile, perché noi abbiamo tutto la nostra regia mobile. La nostra regia si muove, farei, guarda, io mando ora in onda. Cosa mandi? Mando in onda un po' del video. Quale video? C'è uno che si chiama Evan Fiore. Ciao ragazzi, bellissima idea della diretta, Giuseppe Mannino. Ciao Giuseppe,
Ma Ah, ci ma stai sentiremo. passando ai saluti già? Sì, già, Ah, arrivano i saluti. Allora arrivano i ci siamo, messaggi. ragazzi, ci siamo. Sì, sì. No, io invece volevo proprio già partire alla grande, proprio come Come, si suol come? dire, alla grande, partendo al massimo, si può Sì. dire al massimo. Al massimo. Mandiamo un video di un nostro carissimo amico per introdurlo. Vediamo? Passiamo? Ah, da qua. Sì, sì, io lo mando qui dalla Spettacolo. nostra Ma perché no- regia. perché non me le dici queste cose? Io no, Maurizio, io mi sono preparato. Tu cosa hai fatto? Scusa. Io no. Però se me lo dicevi mi preparavo pure io. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. On and on, the rain will fall. On and on, the rain will fall. Bereft the spinal act was meant to clinch a lifetime's argument. And nothing's come from violence, and nothing ever cooler. For all those far beneath an unreal star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Massimo! Carissimo Ragazzi! maestro, come va? Ragazzi, stupenda, stupenda. Come stai? Come stai intanto? Questo è per pochi, questo è per Sì, pochi, sì, lo possiamo questo è per noi, possiamo dire. Ma stupenda non si dimentica, assolutamente. Questa è arte, ragazzi, la maestria, la poesia, bellezza, i colori, il suono, la luce, la fotografia, l'arrangiamento, Fossi Sting. Ah, questo è Evan Fiore. Evan che ti fa i Evan. complimenti, maestro. Evan. Comunque questo è il tuo ultimo lavoro, se non ricordo male, giusto? No, già è il penultimo questo. Bravo. Ah, il penultimo, bravo. perfetto, sì, sì, sì. Eh, È uscito il proprio... mio-
il mio ragazzo è attento, è sempre attento. Lui mi segue, mi stalkera quasi, Sì, posso sì, dire. ti stalkano, ma guarda, non nascondo, lo dirò sempre finché avrò un filo di voce, l'amore per te, per la tua maestria, perché ci teniamo a dire, intanto invitiamo tutti gli ascoltatori, tutti gli amici che ci seguiranno, chi vedrà la puntata anche più tardi, ad andare sul canale YouTube di Massimo Scalici Intanto iscrivervi. ed iscrivervi, perché questo programma, diciamo che fondamentalmente nasce anche per dare una mano agli artisti, perché io penso che fra tutte le attività colpite forse la nostra è quella che subirà Più danni. più danni non è considerato un mestiere, non è considerata un'arte, e quindi Dobbiamo fare la battuta, dice, ma tu che lavoro fai? Io sono la chitarra. no, Vabbè, che ma lavoro lavoro fai, fai? che lavoro fai? E quindi dobbiamo, come dire, vabbè. cercare di aiutarci a Vicenza, come amo dire io, ma soprattutto sperare che si possa ritornare alla normalità sotto tutti i punti di vista, perché Anche perché è giusto che la cultura vada avanti, io ragazzi. ma togliendo questo, È io il dico- pane veramente la cultura, possiamo dirlo. e poi ti lascio la parola, Massimo, togliendo questo, ma se non ci fossero stato in questo periodo così triste della nostra storia gli artisti, la musica, i collegamenti, le dirette, il cabaret, dico che periodo avremmo. È sicuramente più nero di quello che abbiamo e vissuto. quindi Però dobbiamo- comunque è giusto dare la parola a Massimo perché Sì, no, ma io voglio fare. hai fatto tutta una premessa, però Ma a me piace sentirvi parlare, Sì, mi sì. sento con piacere. Ma guarda, noi abbiamo solo un problema, almeno io personalmente lo Noi dico abbiamo- tranquillamente, abbiamo problemi della congiuntivite. Congiuntivite, No, dei sì. no, Non dei dei congiunti, della congiuntivite. Ogni tanto magari sbaglierò a dire qualche Sì, frase. noi qualche amiamo, frase. come tu sai, il siciliano, no? Ne sai qualcosa? Noi Sì, proviamo sì. a cantare in siciliano o a ragliare. e, qui- e quindi poi abbiamo problemi a trasportare il siciliano in italiano. O l'italiano, vabbè, e sbagliamo la congiuntivite. la congiuntivite, molto vabbè. spesso. Comunque, messo scusaci per tutto quello che abbiamo Ciao detto, Oriana, però ciao Oriana. dici che cosa stai facendo di bello oltre Sì, all'ultimo lavoro che hai anticipaci fatto. quello che uscirà a breve. Allora, io diciamo che in questo periodo prevalentemente la mia attività di primaria è fare la spesa. Sono diventato un professionista di Sisa, nonché che il supermercato che ho sotto casa. Vai, pubblicità, Che- no problem. Esatto, praticamente, quindi diciamo in prevalenza faccio la spesa. Quando non faccio la spesa, Mangi. visto che questi 2 mesi, diciamo 2 mesi e mezzo, così ero costretto a stare a casa un po' come tutti. Sono ritornato, diciamo, a dei progetti che avevo lasciato da parte, che ovviamente hanno bisogno di un'attenzione particolare, non che i miei figli, ringraziando a Dio, luce dei miei occhi, me ne abbiano dato a casa, però siccome a casa ho una postazione con cui posso dedicarmi alla parte video, e ne ho approfittato visto che devo stare a casa forzatamente, quindi ho fatto, diciamo, dalle non lo so, dalle 8 del mattino fino alle 20 mi dedicavo alla famiglia, dalle 20 alle 8 del mattino mi dedicavo ai video. E Poi hai e fatto il notturno, vabbè, la vita del musicista e alla noi fine, sappiamo- la vita Esatto. dell'artista, noi ne sappiamo qualcosa delle tue Però ci mancano le nottate e ci o mancano delle Massimo. nostre nottate, perché Esatto. ci teniamo anche a dirlo per Esatto. chi ci segue e magari Vabbè. Massimo, diciamo che è l'arrangiatore dei nostri brani, cioè È il nostro punto di il riferimento. nostro punto di riferimento quando abbiamo un'idea la portiamo in studio. Siamo una squadra Una squadra, sì, una squadra. fortissima. Ma anche una cosa bella, ci tengo a dire, le immagini del video che abbiamo visto di Fragile sono state realizzate sempre da Massimo, e il logo di Cala Cala Show Web è stato realizzato da Massimo, quindi è anche un bravissimo grafico. Vabbè, ma cosa, dimmi le no, qualità. Vogliamo enunciare tutte le qualità di Massimo? No, ma solo queste due, perché io solo questo faccio. Cioè, questo di qua. No, però le Massimo, fai, però le fai Una è una bene. passione. tu vai oltre, sei molto modesto su questo, noi Sì, lo sappiamo, ti riconosciamo questo merito anche pure, di essere modestissimo. Sì, diciamo che Comunque una cosa così a livello familiare, ti voglio chiedere una cosa Sì. perché ma tu sei in attesa, la tua carissima moglie, in Io attesa sono di un- in attesa della mia seconda piccolina, nel senso che ho già un maschietto e una femminuccia, aspetto un'altra femminuccia. che era in questo periodo se non erro, se non ricordo male. Ma io suppongo che
tra la fine del mese e l'inizio del prossimo saremo in 5 adesso. Oh, belle cose, Belle cose. E allora aspettiamo noi. Quindi la briscola la possiamo fare direttamente a casa senza chiamare nessuno. Sì, ma io spero che tu possa giocare a briscola a casa, ma anche giocare a briscola fuori. No, E no, rivederci. ma io lo voglio vedere di nuovo sui rivederci parchi, io lo tutti voglio insieme. rivedere di nuovo appunto nella sua arte primaria, che è quella, Sì. che è quella di Anche io, entusiasmarci. ragazzi, non vedo l'ora di venire a fare, diciamo, dobbiamo organizzarci per rifare uno spettacolo come l'ultimo che abbiamo fatto a dicembre scorso. Sì. No, dicembre scorso, addirittura dicembre di un anno fa. E diciamolo pure, ad esempio, che ora noi a marzo dovevamo essere A New York. tutte e tre insieme per realizzare qualcosa di grazioso. Speriamo si possa riprendere questo Vabbè, mancano solo i voli però, questo ma contatto, appena ci saranno i questo voli E allora invece ci vuoi parlare, fra l'altro ho visto la locandina, il manifesto, che sembra mamma mia, da paura. Che cosa uscirà a breve? Non creiamo troppa aspettativa che poi Intanto rischiamo di fare- la grafica era stupenda, poi non so. Ma a me sembrava un film, infatti Sì. appunto, Massimo sta producendo un film, sta facendo un film su di sé, non so. No, bellissimo, in bellissimo, realtà complimenti. era un video che avevo cominciato qualche mese fa, prima che scoppiasse, diciamo, tutto l'assieme, tutto l'insieme di quello che sappiamo, e che ho messo da parte. Anche questo che ho potuto finire, avevo tutto il materiale messo da parte, le riprese che avevamo fatto per Palermo. È una canzone che abbiamo prodotto io e un mio carissimo amico che è un DJ importantissimo italiano di musica latina. Io ovviamente, come l'abbiamo ricordato, sicuramente come avete fatto voi, Non l'abbiamo ricordato, ma si è capito. Sì, mi occupo prevalentemente di musica latina, è la mia musica. Possiamo dire il maestro della preferita. salsa? O il re, anzi voglio dire il re della quello che salsa. preferisco. Il re della salsa, maestro già mi sembra un po'. No, dai, Massimo. No, ti ringrazio. No, ma è così. Allora, diciamo il re della salsa italiana. Dai, ci manteniamo Dentro i confini? Dentro i confini, Dentro per i ora non confini. possiamo A uscire. me piace, cioè, che lo dicano gli altri. Cioè, Ma infatti- se Ma lo stiamo quella dicendo piace noi, pure lo stiamo dicendo noi. Poi per i pagamenti a dopo lo sai, non ti preoccupare. I bonifici. E quindi niente, ho fatto questo video e l'ho ultimato, che si chiama Un Dia, in collaborazione con Tito Valdez, che è un mio fraternissimo amico da più di 20 anni, e quindi fondamentalmente siamo riusciti a tirare fuori un altro progetto. Cioè, sembra assurdo, ma io in questi 2 mesi ho lavorato a casa forse come non avrei potuto fare in un anno intero. Un po' come tutte le donne che in No, periodo di ma- quarantena hanno come dire, messo a testa in giù tutta la casa, si sono rifatte tutti gli armadi, sistemare gli abiti. Sì, ma ora c'è questa nuova attività che si fa a casa, come si chiama in inglese? Scusa se non conosco. Work. Massimo, aiutaci come tu. si fa il lavoro a casa? Smart work. Smart, Perfetto, smart- per cui tu hai approfittato di questo per fare hai fatto i lavori da smart casa. work, smart Sì, work. praticamente sì. Ma questo non è un segnale anche per le nostre mogli, che posso dire allora tu puoi lavorare a casa? No, perché lui è sempre la scusa, io ho la tastiera, ho le attrezzature e quindi devo spostarmi, devo uscire fuori da casa. Tu capisci quanti mariti rovinati? Puoi stare a casa allora, non c'è bisogno che esci. No, ma giusto. Puoi giocare a calcetto a casa. Ritorniamo alla normalità molto, molto, molto presto. Massimo, Cos'hai? Non so. ci vuoi fare qualcosa Hai live? preparato qualcosa così live? Mandiamo qualche video tuo? Non so, dici. No, preferisco anche 30 vabbè. secondi live e poi ti lasciamo. Io non ho preparato niente di live perché, come potete immaginare, ovviamente la musica latina è bella farla, insomma, bisogna essere in tanti, diciamo, perché Sì. venga fuori qualcosa di particolare. Ma visto che considerato che, se mi permettete, tanto è la prima puntata, no? E Sì, poi sì, poi- Sì, speriamo non sia Dai, l'ultima, diciamo, come diceva mio fratello poco fa. Assolutamente sì. Io avrei il piacere di fare una delle canzoni che più amo, diciamo, della musica leggera, chiamiamola così, anche se leggera. A noi sta bene questo. La vorrei accennare, non so se si sente il pianoforte. Mamma Forte mia. e chiaro. Guarda, c'ho la pelle, guarda, già c'ho la Guarda, pelle. veramente, lo possiamo E dire. ancora non l'hai Ed toccato. hai toccato appena poche note. Se c'è qualcuno che la conosce e la vuole cantare piano piano con me, questa è una delle canzoni che mi piace di più. Sentiamo.
accidi, come si suol dire. Notti distinti e luna china, dormi in pintuzza tra le cuscine, la finiscella avvami druzza e io cassuta aspetto a Dio sul mio rovetto che accarezza la tua facciuzza e la dolcezza sul mio sonno che t'addormisci quando lo giorno scura e finisci. Grappi sta porta chi sogno ca fora, grappi sta porta chi non vi l'ura di stare con te, grappi sta porta pipuzza mia, non vi l'ura, amore mio, l'ora di stare con te. Non vi l'ora di stare con te, grappi sta porta pintuzza mia, non vi l'ora, amore mio, l'ora di stare con te. Guarda, Questa, ragazzi, è una canzone di due amici miei che vi consiglio di andare ad ascoltare. Loro non sono, perché loro il canale ce l'hanno bello ricco, però la canzone si intitola Non vivo l'ura ed è una canzone spaziale. Sicuramente non potevi guarda, sorprenderci. Sì, ci aspettavamo tutto, ma con spiazzati, ci hai spiazzati, ma soprattutto il fatto che la conosci a memoria e noi ancora no, ma guarda caso, spettacolo. Vabbè, sei dai, troppo scherziamo. Massimo Scalici, Maestro, allora, così un po' per mandare saluti, intanto un saluto a tutta la tua anzi, un famiglia. messaggio, vorrei che tu facessi un messaggio a tutti. Lancia un messaggio tu, un esatto, hashtag, qualcosa che ti per va, tutti che gli artisti, per tutti i lavoratori del settore. Ma io soprattutto per gli artisti dico che, a parte il fatto che io sono uno, diciamo, che vuole essere ottimista di suo, quindi io sono convintissimo, adesso basta seguire un po' quello che succede sui social, eccetera eccetera, e sono convinto che il traguardo, diciamo così, a questo problema è più vicino, secondo me, di quanto noi immaginiamo. E poi speriamo anche tutti, perché sennò succederebbe veramente l'apocalisse se dovessimo andare avanti per qualche altro mese, ma questo sicuramente non succederà. Quello che posso dire agli artisti, ma alle persone in generale, è: dobbiamo tenere duro, anche se effettivamente, diciamo, tipo, come dire, anche fare la spesa diventa veramente complicato, cioè controlliamo noi persone normali, persone comuni, che non siamo artisti come Fedez o come Laura Pausini, che sicuramente non hanno il problema della Filadelfia o di restare a casa, come suol dire, o di fare arrivare la Esatto. spesa a casa, come dicono loro. Noi dobbiamo semplicemente tenere duro, perché sono convinto che si ripartirà e si ritornerà non alla normalità, addirittura io sono convinto che sarà molto meglio di prima. E noi ce lo auguriamo tutti. per cui accendiamo i motori, Accendiamo i motori, accendiamo i riflettori,
ma soprattutto accendiamo il nostro cuore e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale di YouTube di Massimo Scalici, seguitelo perché veramente... Tanto lo ringraziamo per tutto sì. quello, per la tua disponibilità e per le tue parole. Un Massimo. saluto alla tua Grazie a famiglia voi, ragazzi, e è speriamo sempre un di Di piacere. incontrarci presto. incontrarci presto. Non vediamo l'ora, scusa, posso dire, di essere lì dentro ma quello ma soprattutto studio. di tenere in braccio Ah, la nuova arrivata. la nuova arrivata. Saluti Giulia! Giulia, bellissimo. Giochiamo in casa, non possiamo perdere. Massimo, salutaci Luisa, la tua famiglia, tutti i tuoi cari e ci sentiamo presto. Grazie per la disponibilità e tante cose belle. Grazie mille a voi ragazzi, vi voglio bene, ci vediamo prestissimo. Ok, ciao Massimo. Ciao Massimo, grazie. Ciao, tante cose Ciao. belle. Ciao, buona giornata ciao, ancora. ciao. Guarda, è stato emozionante. La prima Sì, per sì, me ci ha spiazzati, ci ha spiazzati, non ci aspettavamo. Però visto che non siamo più in collegamento con Massimo, possiamo approfittarne ad esempio per leggere anche qualche messaggio di chi qualcuno ci dice sembrate vivi, non so, cioè vabbè. Giuseppe Regina, ciao, ti salutiamo. ciao, Poi Giuseppe. vediamo chi ci ha scritto. Solo Giuseppe Regina. Ah, questa è arte, la messa, questa l'avevamo letto, colore del suono, la luce, la fotografia. Questa comunque è regge- riferita per Massimo. Sì, riferita a Massimo. Eh. Fossi Sting, un pensierino ce lo farei. Va Poi ciao ragazzi, si fa per dire sempre in gamba. Complimenti. Antonio Incardone. Wash hands. Antonio che significa Incardone. wash hands? Nel senso lavatevi. Applausi, significa. applausi. Arriva- Io wash intendevo tipo Wash, pensavo lavatrice, così, wash. lavatevi, io avevo Lavatevi, capito lavatevi. no, vabbè. Gioacchino Collica, ciao a tutti. Giacomo Orlando, ciao ragazzi. Ciao Giacomo, Giacomone. Giacomone, Che scusa. ci segue da casa, da Ma è fuori, in fuori. in quel di- saluto dalla casa. Ah, dentro la casa del grande fratello, è rimasto là. Ma Giacomo. guarda che cosa c'ha come Oh, sì, una ha un Kinder. broscione, Un broscione, ecco, un Giacomone, un Per broscione. Giacomone ci vuole un broscione. Vabbè, Ivan Fiore non lo leggiamo, comunque- che bellezza, ma che messaggi sono? No, sai, no, perché lui ha fretta di apparire. Ivan, Ivan. ma noi non siamo collegati oggi con Ivan, giusto? È No, saltato oggi il non collegamento. Wash hand. Cioè, lavatevi. Bellissima serenata, grazie Franco Adamo. Grazie comunque. Poco fa avevo visto anche un messaggio. Ciao Calandra, come state? Cosa dire? Noi Seduti. Ecco, noi siamo seduti. Questa televisione non piglia niente, però manco un canale. E vabbè, Maurizio, tu lo sai, noi non Ciao abbiamo più- Ariana. Ivan, sempre incredibile, sembrate vivi. Vabbè, Invece siamo imbalsamati, Ivan. Ma avevo letto anche un messaggio d'oltre manica. D'oltre manica? Si può dire? Sì, Sì, è arrivato un messaggio. Lui si chiamava Trento, ma il messaggio non arrivava da Trento. Slovacchia. Arrivava dalla Cecoslovacchia. Slovacchia, Comunque, Vabbè, vedremo se ritorna questo messaggio. Cecoslovacchia o Slovacchia? Solo Slovacchia. Solo Slovacchia. Perché Aiuto. Ceco già è uno Aiuto è che significa, ceco, scusa? Gioacchino? Aiuto. Collica, aiuto. Aiutiamo Gioacchino. Aiutiamo tutti. Ma Siete scollegati. siamo nel senso che dobbiamo stare a distanza, per cui è normale questo No, forse scollegamento. scollegati non abbiamo la social dist. Certo, no, social dist. Tranquillo. Gioacchino, stasera veniamo a casa tua e ci offri Non qualcosa. possiamo uscire. Lui non è un congiunto. Peppe con la coda, sì, ha il codino, è uno... No, questo sappiamo, lo dico giusto perché il mio ancora parrucchiere, possiamo dire? Sì, parrucchiere. Il mio Ma tu non andavi da quello Giro un taglio a 3 euro, sì. Giro di taglio. È ancora chiuso, È guarda, ancora ancora chiuso. non hanno dato l'ordinanza Vabbè, c'è ancora chi ci vede come dei ragazzi. Ciao ragazzi. Va bene, lo continuiamo. accettiamo. Cosa possiamo fare? No, Cosa possiamo- intanto io farei un collegamento così. Amedeo Minghi sembra. vabbè, riferito sempre a te. Beh. Manca qualcosa comunque. Io non so se Amedeo io non so Minghi- Amedeo Minghi come la possa prendere questa cosa. Secondo va me bene. è un'offesa. No, la può dalla coda. È un'offesa ad Amedeo, Va un'offesa ad bene, Amedeo. Amedeo. Allora, intanto facciamo una cosa. Io proverei a fare un collegamento. Aspetta un No, minuto. no, Sì, ma così per vedere chi c'è. Ma arriva Facciamo. Allora, Ma- giriamo la ruota. Si può dire gira la ruota? Vediamo. Ma Ci sono a chi- telefonate A chi stai chiamando? a Ivan. No, io non parlo di Ivan, io sto facendo un giro della fortuna per vedere chi sarà collegato nel prossimo intervento. Allora, Vediamo. io gira la ruota. Io sto facendo un numero a caso, Vediamo A chi casa? a caso. Ah. Non un numero a caso. Vediamo chi risponde. Vediamo chi risponde, vediamo. C'è una Eccomi. Allo.
Chi sarebbe no. questo signore? No. Ivan, ma Ciao ragazzi. allora, ascolta, visto No, che no. siamo in diretta, lascio il telefono aperto così Per sentire la voce. per sentire la tua voce. Però allontanalo dalla TV perché sennò poi si crea Si crea, come si chiama? l'effetto Larsen. Larsen, Che mi sembra il nome di un giocatore di calcio, no? Svedese, bravo. Svedese, bravo. Ah, è preparato sul Allora. calcio. Ivan, per quale squadra tifi? Se, O tieni, sicuramente. o tieni. se Juventus non lo dire. No, ma è un palermitano, non può tifare per Ma la No, un Juventus. palermitano ti fa Palermo. Tifa per il Palermo. Ma Mi sa già dare mettete tutte le persone, cioè, quando vedete a Massimo Scalici sviolinati, che suoni bene, che sei bravo, e poi a me perché squadra tifi. No, Ma dico, no, è lo vabbè. stesso livello. perché no, ti dico questo. Ciao Nicola, ciao Scusa, intanto. scusa Ivan, ti dico questo perché è arrivata una notizia che se poi Oh sarà là, minchia, confermata ma sei affascinante. il Palermo Oh là. tornerà, se ancora non è confermato ancora, mi dicono che non è confermato, è confermato. Il Palermo, diciamo, è stato premiato, per cui salirà dalla Serie D, se non erro in Serie C. È vero, No, sta forse notizia? serie D, serie B, perché la rima esce meglio. Serie B, serie D, è una questione di rima. Sì, Quindi sì, va sì. in serie D. Ah, In serie direttamente B. in Serie B, bellissime cose. Allora Ivan, intanto cosa ci racconti? Come hai affrontato questa quarantena? Io lo vedo dai capelli, scusi. Sì, i capelli No, sicuramente. l'ho affrontata abbastanza bene. Ma perché non ti facevi... Ah, Mi sento più libero. Io Allora, pensavo facessi la coda come Amedeo, no, che c'è? cioè Ma- come come Peppe, dai. come Minghi, come- Vabbè, oggi va bene. ragazzi, la coda non ci appartiene, la coda è legata proprio al senso di tirchio. C'è uno che c'ha la coda, da noi è tirchio. E Ah, sinceramente da noi ad Alcamo Ah, uno che c'ha la coda è un uomo forte. Si dice chi Vero? c'aveva la cura, sì. Si intende pensa nella che nella Franco colonna. Battiato ci ha fatto una canzone. La cura, vero. La cura, in siciliano, la ed cura. è stato un successone. Allora, cosa dirti? ma cosa dobbiamo dire di Ivan, scusa? Ivan, ne posso dire due cose io intanto. Dillo, Se vediamo. volete. Io darei un premio, non so se si può fare o Virtuale. quando, come. Darei un premio ad Ivan perché è stato l'uomo forse più presente sui social, cioè non ci ha fatto annoiare, ha scritto milioni di canzoni, ha aperto nuovamente i diari, si è inventato di tutto, di tutti, collegamenti, streaming su tutti i social, su tutti i canali. Ma E- lui testicola. lui. Testicola, sì, poi pure ricette, proprio non ci ha Ah, fatto fa il cuoco. non ci ha fatto mancare niente, non ci ha Ivan, fatto io non ti voglio, per l'amor di Dio, perché capisco i ristoratori per ora, ma tu proprio il cuoco devi fare in questo momento. Capisco che tra l'artista e il cuoco cambia quasi nulla. ma sta cercando già il lavoro, si sta pianificando il lavoro successivo, nel senso che Bravo. aprirà un ristorante comico, Ah, ok, dove le portate saranno tutte frizzanti, saranno tutte Una portata alla portata di tutti. Questo Sì. è lo slogan del mio programma. o una portata alla volta e No, basta. no, vero, Allora, è lo Ivan- slogan. Ditemi quello che volete, ragazzi. No. Siamo entrati a casa tua in questo momento. grazie intanto per averci. Ad esempio, vediamo una fotografia là. Te l'ho detto. C'è un assembramento mostruoso. Dico, eh. che foto è? È Che una momento squadra ti di- ricorda? È la squadra di calcetto di Sicilia, di calcio di Sicilia Cabaret. Abbiamo fatto delle ok. partite di beneficenza e quindi io giocavo alla destra. Un momento felice, diciamo. Tutto è un momento felice. C'è tutto, i libri sono felicità. Vabbè, Dentro ma i libri una è cosa, dentro- ma se tu non sai leggere dei libri, che te ne fai? Dillo, Ma lui spiega. No, scrive. Ma lui Ah? scrive. Scrive ma non sa leggere. Pino. Appunto, lui scrive. Scrivo, sono concetti. Guarda, questo di qua è un cimedio, in realtà. Questo è Bello, il diario di Bulldozer. E io ti posso Sopra dire una il cosa. 40. Io ti ho scoperto. Ma fai il Pippo Baudo alla No, situazione. non scusa. ho detto io, ti ho inventato io. Io ti ho L'ho scoperto scoperto io. artisticamente in questo programma che andava su Rai 2. Due. Sì. Con la Manicucci. Manicucci. Facci vedere la Manicucci. Hai la Manicucci tu la portata di mano? Non c'è. Ah, non ce l'hai c'è. qua, non ce l'hai. No, c'ha la mano lui però. Ah, ma ha una Manicucci particolare che lo aiuta nei momenti Di solitudine. di solitudine. E a proposito di cura, la manicure. E allora Ivan, ci vuoi, non so, raccontare qualcosa tu per evitare di Ma dire... qualsiasi cosa, ragazzi, io basta vedere, faccio proprio applice. Beh, 4 febbraio alzo gli occhi in fronte
ma mi stanno malissimo e li metto al tuo posto. Per dire, cioè, non è che ci deve essere per forza. 15 gennaio, aprire la porta sempre con un sorriso, ti sminchi i denti, però riesci ad aprirlo. Cioè, Raga, è infinita. Comunque, guarda, queste sono quelle che reali, quelle che leggevi in quel Sì, magazine. no, visto, tutto sì, sì. scritto. Spettacolo. Un gallo si è sudato, ma la cosa si intuiva, era nell'aia. Un gallo. Vabbè, no. Ma capisco pure che come dire, ci vuole l'atmosfera. Guarda, uscivi alla grande. Ma voglio raccontare anche una cosa. Io ti ho Raccontala. Consideriamo che oggi è cambiato tutto sull'etere, in TV, sul tutto. web. Mi ricordo io quando ti ho visto per la prima volta in TV, intanto sapere che tu fossi siciliano, fossi palermitano, per me è stato, come dire, una grande gioia. Ma se tu ti ricordi, per un attimo entro in una cosa spiacevole che è successa. C'è stato il 6 di gennaio di alcuni anni fa, c'è stato lo tsunami, ti ricordi? Sì, certo. E noi ad Alcamo, grazie ad una persona che non voglio citare perché non è giusto, perché non è presente con noi. perché non è presente, Dai, perché non è presente. si è fatta ad Alcamo una 24 ore di diretta per raccogliere fondi per aiutare le persone bisognose Del grande dramma che stavano vivendo. e siamo riusciti a portare una regia mobile ad Alcamo e si sono unificate per la prima volta le due emittenti televisive storiche alcamesi e tutti gli artisti, come al solito, ci siamo dati gratuitamente per cercare di aiutare chi avesse bisogno. E io mi ricordo quando sei arrivato in studio, no? Vedere questa grande presenza tua, cioè, vederti dal basso Verso il basso. mi sei, come dire, mi sei comparso, si può dire, Sì, diciamo, sì, sì, sì. mi sei È comparso. stata un'apparizione veramente. È stata un'apparizione. Una bella apparizione. E per me è stato, come dire, Ha toccato il cielo. un sogno, perché Giusto? oggi i social siamo diventati tutti famosi, tutti Era una bravi. battuta bellissima, ragazzi. Ho toccato il cielo con un dito, poi mi sono accorto che non era il cielo. Io mi fermo. E la ragazza risponde: vabbè, e non era neanche il dito. Però dico, a parte questo, Dico, è stata l'occasione per conoscerti. E abbiamo fatto si questa, può dire che si è creato un bellissimo sodalizio. questa grande diretta, ripeto, te. è stata non stop. Noi, fra l'altro, siamo stati quelli che ci siamo sacrificati più di tutti, nel senso siamo stati dalla mattina fino a quando non è i finita. padroni di casa eravate La- fondamentalmente. la- non la essendo anche se eravamo ospiti, però non ci siamo privati. risparmiati, dai. E da quel giorno è nata questa grande amicizia con Ivan Fiore, che non si è mai, come dire, mai un dissapore, mai una lira, però. Mai una lira. Mai. ma neanche un'arpa, se tu ti ricordi. Sì, Vabbè. sì, quello è l'arpeggio. E nel tuo diario, quello non di Bulldozer, ma l'altro, mi sembra su Colorado. E poi la grande Questa gioia. battuta. In realtà a Colorado poi anche con la chitarra mi aiutavo entravo con l'atmosfera. Oppure una delle canzoni a Bulldozer, ho fatto la canzone quella dal titolo bellissimo, il titolo è fondamentale, questo titolo, la canzone dal titolo, capite che canzone è, si intitola, il titolo è fondamentale, questa canzone si intitola Amico, me la presti la macchina. Siccome devo uscire con una ragazza e mi si è fuso il motore, compà, se mi puoi prestare la macchina fai tu, amoni, compà, fai tu, amoni, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, 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 amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, amoni, compà, fai tu, compà, amoni. Questo era il titolo della canzone. No, allora Adesso- no, non fare il Adesso brano, la canzone. Amico, me la presti la macchina? No! Direi che... Cioè, mi hai sorpreso. no, cioè questo no. lo so, un momento di Mi devo tristezza, riprendere, però. guarda, mi devo riprendere. Non me lo aspetto, cioè, io ero già pronto, come dire, ad ascoltare 10 minuti di canzone. Minimo, visto il visto titolo, almeno 10 minuti cioè, di tu, brano. Con Pamela presta la Sto macchina. raccontare 10 minuti d'atmosfera, ragazzi. Creo l'atmosfera, me la creo. Mamma mia, c'ho i brividi.
Mamma mia. come un mago ed il suo estro, ed un mancino e il suo sinistro, come un Ulisse della mia fantasia. Comincio a navigare da un posto all'altro, chiudo gli occhi e li riapro e mi ritrovo in una città senza neanche un albero, e per forza è Giacarta. Davanti a me il rumore. La risacca. Il mare. E c'è il mare. E dal fondo del mare intravedo i pesci. Tanti pesci. Un pesce trota, poi galoppa e se ne va. Dal fondo intravedo un altro pesce. Una carpa, un ottivale, una iappa. E comincio a navigare, salgo sulla nave, la nave scuola, che dopo avermi interrogato e gli ho spiegato le vele, lei mi lascia così. Ed è bello viaggiare, mi trovo in nave, vado da una e dico ciao, come ti chiami? Non vorrei sapere, a bordo. E viaggiare con la fantasia è bello perché le parole ti portano ovunque, mi trovo in treno. Sto viaggiando, scompartimento dopo scompartimento cerco il mio posto, quando a un certo punto una voce, gol! Gol! Ah, il posto assegnato. È bello viaggiare. Ragazzi, potrei anche non finire mai, ci tengo a dire che queste sono tante che non finiscono mai. Guarda, uno che non conoscete che ho scritto da poco, Facci sentire questa. Torno a casa. Mi adagio sul divano. Un divano di pelle, di finta pelle, comprato da pollo, spacciato per pelle, figlio di... Vabbè, mi adagio, metto la testa sul cuscino e c'è qualcosa di strano nel divano, la testa del cuscino cosa è? Mi giro e prendo ed è un calzone al forno. Non capisco cosa è. Poso il calzone al forno, voglio accendere la TV, cerco il telecomando nel divano, infilo la mano sotto il cuscino ed esco un calzone fritto. Provo a cambiare la televisione col calzone fritto ma non ci riesco, ma devo capire che succede. Ho bisogno di un caffè per svegliarmi da questa fantasia. Allora vado in cucina, apro lo stipetto, svuoto il baratto del caffè e dentro il baratto del caffè un'arancina con la carne. Ha capito, dottore? La mia vita va a pezzi. Ivan, è bellissima, non è per tutti, Non è per però, tutti, però, vabbè, però ti però. spiego. Neanche per noi forse. Finita la diretta, io poi la spiegherò. Come la spiegherai? Ma ci chiediamo Proprio su poi questa un'altra ora cosa, di ragazzi, diretta. faccio le battute facili e ci ne usciamo, ma il Però gioco ti del volevo, migliore, ti no, volevo- ma- ti volevo dire Ma anche, questo sei il nostro ti Ivan volevo che noi dire anche una vogliamo cosa. Ho bene. visto proprio un angolo del cassettone dalla tua finestra che ha bisogno di una piccola ritoccatina di beige. Questo, se tu non l'avessi mai visto, te lo sto dicendo. Per Va questo. bene, va bene. Va bene, quindi non Stai dando dei lavori a No, casa. Perché no. ci fai a casa tu, Ivan? Spiegaci ora un po'. allora, Ragazzi, io scrivo canzoni, scrivo monologhi, faccio succhi ed è legato all'amore, faccio Magogliones, esperimento. L'ultima canzone che ho mandato a tuo caro Peppe, tu non sai, ma io Maurizio lo uso come test. La faccio ascoltare a Maurizio. E Guarda Maurizio che- la prima cosa che... guarda No, che no, ma la testa- prima oggi- cosa- ti posso dire una cosa, scusa Ivan, ci sta oggi che tu usi a lui come test, perché a me mi hanno detto che sono minghi, per cui ci È siamo. perfetto. La questa, cosa questa è proprio. E vabbè, scusa. Mamma dai, mia, test, minghi, dai. Ma questa è vabbè, proprio. faccio succhi, siamo a cavallo. Qua fra poco ci Ragazzi, censurano. No, ma siamo in tema, Come- siamo in tema. Andremo in onda su Siamo in YouPorn, tema, su siamo in tema. Pornhub, così, scusami. 1900, ora dico per farvi capire, 1928 Alexander Fleming scopre la penicillina. Cioè dico, la mettiamo lì, metti che domani viene qualcuno interrogato sulla penicillina. 1945 riceve il Nobel, premio Nobel, Fleming. Ragazzi, E tu così, per come saperne di fatto? più, mi sai dire a che ora lui ha scoperto? 8:45, ragazzi, alle 20:45. Abbiamo dato anche l'orario in E questo poi il senso. campo una scoperta che nella medicina, il campo della medicina ha rivoluzionato il mondo, la scoperta della penicillina. Ma torniamo a queste cose meno più
superficiali. Ho scritto Sì. una canzone, l'ultima che ho fatto ascoltare a Maurizio. Sì. Maurizio mi dice sempre: Ivan, corri, rallenti, ascolta la canzone, goditela. Sempre il primo cazziatore che mi fa è questo, io corro. Sono proprio come le mie parole. Ma è la tua Fanno- caratteristica. Ma è la tua Ma tu caratteristica. sei questo, tu sei Tu sei questo, questo. Ma io sono, ragazzi, io sono per la sintesi. Però Per ti me dico una dire- cosa, poi leggeremo i messaggi, ma c'è Gioacchino Collica che Sì. manda 2000 messaggi, mi viene di chiangere, ma che non t'han presto, Melasuchi, Cioè, è un tuo estimatore. È un tuo estimatore. Secondo me non gli piace quello che No, fa. no, no, ora Tasuki, ora quindi... cioè le sa tutte Tra comunque. l'altro hai avuto Ragazzi, ce ne sono alcune nuove che non ho potuto utilizzare. Per esempio, quando si cela dietro una parola, si cela Suki, vuol dire che si nasconde dietro. Sì, Suki è certo. amore. Certo, sempre Ricordate? amore. Se dico Suki non vi offendete, vuol dire amore in giapponese vuol dire amore. Allora Suki con tutto il cuore, allora Suki, fai un passo e Suki, se ti giri Suki, giapponese amore, ciao Suki. E poi continua. Bella. Grande Ivan. Allora, Ivan, facciamo una cosa. Tu a casa con chi sei in quarantena? Dove sei riuscito a chiuderti? Sei proprio a casa No, tua? ragazzi, O in non una, restare o in una qui. delle tante case chiuse che... No, ma no, Ragazzi, qualcuno io ha sono detto a non casa restare mia. chiuso qui. no, i pu questi. Ah, può. Sei a Allora, casa non tua? è- Sono a casa mia con i miei genitori Quindi- e quindi ho la fortuna di vivere con i miei genitori, quindi si sta veramente bene. Ti stai godendo tu i tuoi genitori o sono i tuoi genitori che si stanno godendo te? Ci vediamo due volte a settimana con i miei genitori. Che spettacolo. E non è Quando? una casa grandissima, è che tipo in cucina ci vado, che so, frequentiamo zone diverse, cioè, capito? E orari diversi a quanto capisco. Voglio dire, mi è capitato un paio di volte che mi sembra giusto a 46 anni ho Ma dormito comunque con i miei genitori. non so se non so se ti hanno informato, Ivan. Comunque l'assembramento con i familiari non esiste. Per cui vi potete incontrare tranquillamente a casa. Questo è peccato, è un momento... Lo dovevi sfruttare proprio al massimo questo momento. magari ognuno di noi sperava perché non ho avuto 8 sorelle, quindi 7 fratelli e quindi essere Una famiglia Vabbè, perché, però- perché voglio mettermi perché anche si nei dice panni. si dice che a tempi pandemia ogni pittus vabbè, È per galleria. dire, proprio Sì, sì. il concetto nel Per- concetto. per scendere proprio. Però io voglio dire anche questo, è ovvio che ci sarà stata anche gente che è rimasta a casa da sola. Voglio mettermi anche questo nei sì. panni di chi non ha un balcone, chi magari aveva un monolocale spesso senza una finestra. Ma deve essere Io stato immagino veramente... quelli da soli, la tristezza di quelli da soli, dipende poi il tipo di carattere che hai. Io ci so stare bene da solo, mi piace, però metti quelli che la vivono male, che si vanno a guardare allo specchio e sono così sfigati che neanche c'è l'immagine riflessa. Riflessa. Metto là e vedo lo specchio vuoto e quindi Ah, non hanno nessuno. È Dove si girano incredibile. No, finché- questa cosa è sicuramente, come dire... Sicuramente qualcuno ha passato questi momenti bui, brutti, Io ma noi ieri davanti allo specchio, sapete che è successo? Ero io. Mi sono guardato, c'ero io. Ho cominciato a parlare, ho detto che ne pensi di me? E quindi abbiamo parlato un pochettino, ma io ho un buon rapporto con me stesso. Stavo dicendo, allora, la canzone che ho scritto che ho fatto, se tu non la conosci Peppe, ho fatto con un video, in realtà è legata ai leoni di tastiera. Chi sono i leoni di tastiera? Chi sono? Chi sono? Spiegacelo. Io Sono non lo quelli so. che da casa attaccano il sistema, attaccano tutti, ma non si catamiano da casa, non si muovono. Sono belli quelli che si nascondono dietro una tastiera, chiamati così leoni da tastiera. Ma io l'ho modificata facendoli diventare leoni da pastiera, perché Da la pastiera. pastiera quindi la mangiano e quindi non solo si lamentano di scatenare rivolte, però stanno a casa e alla fine di tutto sono lamentati, hanno rotto le palle e non hanno fatto niente. E quindi Facci questa canzone Facci sentire. mi sveglio la mattina che ho già fretta, per prima cosa metto la cravatta, poi mi chiudo in bagno e faccio cacca. Tutta una questione di importanza, danza, stanza, panza, lanza. Brrr. Io del TG vedo solo l'inizio, mi basta porco, per me già è uno strazio, destra, sinistra, non cambierà un cazzo, il lupo perde il pelo. Ma non il e vizio. danza, muovi la panza, basta e mi avanza, organizziamo una bella rivolta. La prossima volta è danza. Che è successo? Che è successo? È sparito Ivan, Ivan. Ivan comunque Ah, ce la l'abbiamo. prossima si sente la volta, voce. tempo-
Lui non scompare mai. Ah, ho capito. Lui non scompare mai. Palazzo Ivan c'è crema, soltanto una cosa adesso mi frena, mangiavo un cornetto e nella tastiera mi è caduta la crema, allora danza, muovi la panza, questo mi basta e mi avanza, organizziamo una bella rivolta. La prossima volta è danza, muovi. E questo è la prossima, poi la faccio. Bellissima, Poi la... bellissima. E sicuramente, Ivan, ci sarà una prossima volta un collegamento con te. E facciamo anche una cosa, lo diciamo per gli amici a casa, ci puoi dare quale sarà la data del tuo prossimo spettacolo e in quale teatro? Sicuramente sarà al chiuso, no? E voi mi volete attaccare, giusto? No, chiediamo, è giusto dare informazioni. Perché noi vogliamo... Concitare, giusto? Noi già abbiamo stabilito. Allora la nostra facciamo data. un'altra cosa, invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi comunque lo volesse, si può dire volesse, Si può giusto? dire, vabbè. Sì, Volesse volesse. fare, di iscriversi sui canali social Di Ivan YouTube, Fiore. Facebook, Instagram di Ivan Fiore, seguitelo perché, ripeto, Allora, è il prossimo uno, appuntamento che è faccio uno di cappare... stacanovista, si può dire, sì. Mi piace mantenere, diciamo, ma io ho bisogno, e voi lo sapete, di abituare la gente al mio umorismo, al mio mood, e quindi è questione di imboccare. Piano piano ora ho deciso, perché tu sei stato uno di quelli, Maurizio, che mi ha detto insisti ora che è il momento, io insisto. Per esempio domenica a pranzo ci saranno 2 chef che cucineranno in contemporanea con io che faccio da conduttore, ancora da scegliere qual è il piatto, però lo scopo è quello che cuciniamo insieme alla gente da casa. Tu mi guardi e segui passaggio dopo passaggio quello che facciamo noi. Passaggio, assaggio. Sì, 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 assaggio. sempre con il gioco, certo, certo. Ecco. Ma tu sei grande. Ok, su allora questo. domenica a che ora è? Ricordaci l'appuntamento. Penso probabilmente a mezzogiorno, il tempo così cucinano e poi pranzare assieme. O tempo di L'obiettivo è calare la quello. pasta allora. Ok, Bravo. ok. Cala Ivan. cala. Cala. Cala la pasta. Cala a fagiolo. Ivan, Allora, Ivan. grazie per essere stato con noi. Ci saranno sicuramente altri collegamenti. Sì, ormai io me cogliones, me Vabbè, giranos sì, e quindi Ma io so per il mondo intero. Ho registrato, oggi si tenga a dire, anche oggi ho registrato in realtà in studio da solo 7 puntate di Magogliones, perché la Cabaret continua, quindi andremo a realizzare le puntate mancanti, fatte in studio, isolati, con tutte le modalità perfette per rispettare tutto. ok. Allora, in Va bocca bene. al lupo, Ciao. In Ivan. bocca al lupo per tutti, per tutto e per tutti, e ci sentiamo presto. Sicuramente ci sarà qualche altro collegamento con te. Grazie ancora, Me lo Ivan. vedo. Ciao ragazzi, Peppe, Ciao, ti sono vogliamo di bene. Peppe. Ciao ragazzi. Un abbraccio Ciao, virtuale. ciao, un abbraccio ciao, Ivan. Ciao, Ivan, ciao, un abbraccio ciao. virtuale, va bene? No, Però- virtuale. Scusa, ma, ma scusa, come Ciao, l'ha ciao. scritto Gioacchino che Gioacchino fa parte delle forze dell'ordine. forze dell'ordine, ci ora vi venga a Ora vi piglio, vengo a quindi prendere. Stasera viaggiamo gratis. Possiamo dare il tuo indirizzo, Ivan? No, diamo quello direttamente di Gioacchino, così già si trova a casa. Ah, E se ci fammelo andiamo noi passare. direttamente, hai ragione. Andateci voi. Ok. Ciao ragazzi. Ciao Beto, Ciao, ciao, ciao. 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 Beh, ragazzi, E allora, Che dire? a parte Gioacchino che appunto- dico, non ce lo dare, calma. vabbè. Ha scritto anche Evelina che ci segue sempre da Che ha detto ha scritto una frase, ha detto: "Me l'ho mai detto che vi amo". Sì, Evelina. Sì, nella Ce ritta, l'hai nella dimostrato più volte, anzi. E allora, Ah. che ne pensi se facciamo anche un brano? Ma noi Un brano guarda, noi? È passata quasi un'ora. Sì, mamma mia, com'è passato in modo un'ora. veloce, per noi in modo molto simpatico, spero anche così per chi ci sta seguendo da casa. Ci sembra doveroso, per non annoiarvi, chiudere e darvi poi un appuntamento che a Darvi la presto- buonanotte? No, ma ancora è presto per dare la buonanotte. Comunque a presto vi faremo sapere sui nostri social quando sarà il prossimo Sì, appuntamento. stabiliremo sicuramente 2 E che ospite, puntate a perché settimana. dovete sempre scusare tutte le cose che eventualmente non sono andate, Considerate sempre che stiamo trasmettendo da casa con e i che non miei- siamo il conte no, conte, Sì. perché i conti della situazione, eccetera, con le eccetera. attrezzature, con quello che abbiamo. Ragazzi, noi mica facciamo abbiamo uno tutto- studio tutto televisivo, con noi un non telefono, abbiamo, per cui potete capirci. non abbiamo una regia qua, non abbiamo. No, quindi proprio noi non arreggiamo completamente. dobbiamo accomodare, ma salutiamo anche Eventi che da casa ci permette di fare. Ci segue. Ci permette di fare questo streaming. Ciao Samuele, salutiamo Samuele che è un grandissimo, un piccolissimo ma grande artista. Gioacchino ha detto: se volete me ne vado. Ok Gioacchino, ciao. Ciao, È ci stato- vediamo alla prossima. È stato un Gioacchino. piacere. E noi questa sera vi salutiamo con un brano della Mariangela Genova ci saluta. Ciao Mariangela. Ciao Mariangela, poi risponderemo anche ai commenti dopo, vedremo
e leggeremo tutti i commenti che sono arrivati. Che ne pensi se facciamo un brano di Rosa Balestreri? Quello nostro? No, quello nostro è di Rosa. Ma- Noi la cantiamo, la nostra versione. La nostra possiamo- versione, la sì. nostra versione, giusto. Ringraziamo allora Ivan Fiore e Massimo Scalici per essere stati con noi e soprattutto voi. Un saluto da Calandra e Calandra. Utilurisse catai all'assai, meglio la morte e non che sto dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Utilurisse a ti anni cuzza, lugo riscricchia, a picca picca picca. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Lo primo amore lo finisci con Dio e tu schifiosa mi sta ascoltando a mia. Ma ci facemo ogni caretta mia, sciato dell'arma mia, l'amore mio sei tu, l'amore mio sei tu. Utilurisse catai all'assai, meglio la morte e non che sto dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio sei tu. Ciao Nino D'Angelo! Utilurisse Dobbiamo invitare a Nino, lo faremo.